con la situazione meteorologica si espande verso nord un vasto promontorio anticiclonico in grado di stabilizzare le condizioni meteo sul bacino del Mediterraneo almeno fino a tutto il weekend. E come durante tutte le alte pressioni della bella stagione avremo la possibilità di instabilità pomeridiana sui rilievi della nostra regione. Infatti nelle ore pomeridiane la nuvolosità aumenta nelle aree interne, in particolare sulla Val d'Aveto e Val Trebbia e sulle Alpi Liguri e Marittime. Cieli sereni o poco nuvolosi sulla costa, velature in ingresso serale sui settori occidentali. Venti a regime di brezza durante il pomeriggio dai quadranti meridionali e poi in serata da nord. Mare quasi calmo su tutti i bacini, temperature massime stazionarie con valori tipicamente tardo primaverili anche fino a 24 gradi. Per domani, 18 aprile sabato, i previsori della Limete si attendono una giornata stabile e soleggiata sulle riviere, instabile nel pomeriggio, in particolare sui versanti padani, Val Trebbia, Val d'Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime. Venti deboli a regime di brezza, mare quasi calmo poco mosso e temperature stazionarie con valori massimi diffusamente superiori alle medie. Terminiamo con un cenno alla previsione per domenica 19 aprile, nuvolosità in aumento a ponente, possibili fenomeni che dall'arco alpino tenderanno ad interessare i versanti padani nel corso del pomeriggio, mentre sarà soleggiato sulle riviere con al più delle velature diffuse sul resto della regione e nuvolosità medio-alta in aumento.